Qual è la vostra posizione su questo? Ma io, intanto, dove eravamo rimasti? Io vedo che la mia assenza coincide con i giorni del referendum del 2017, quindi mi fa piacere che quel numero si interrompa e speriamo anche che si interrompa per l'autonomia. Certo. Per quanto riguarda la questione dell'immigrazione, innanzitutto è un tema estremamente serio. È un tema che va al di là di quella che è la possibilità di gestirlo e di regolamentarlo dell'Italia. È un problema europeo, ma forse anche un problema più ampio, di cui più volte in passato gli osservatori più attenti, più responsabili hanno detto che bisognerebbe coinvolgere anche l'ONU, chiedo scusa, certo, perché questi uomini, queste donne che mettono a rischio la loro vita evidentemente non possono continuare a uscire dai loro territori e venire in un contesto che a un certo punto diventa saturo, non è in grado di dar loro delle risposte. Però io partirei da un dato, direttore, che sì, è importante, che noi conosciamo. A volte si usano con lo stesso senso le espressioni migrante, profugo, naufrago, invece bisogna dare un significato e una contestualizzazione. Sentivo proprio oggi da Radio Radicale in diretta un ex magistrato della Corte d'Appello di Roma che diceva che dopo rigorose istruttorie fatte dagli uffici della Questura e della Polizia risultava che su 1000 immigrati soltanto 50, quindi il 5%, poteva così fregiarsi delle garanzie e quindi della posizione di profugo. Gli altri sono tutti migranti economici e di solito anche persone che hanno possibilità diciamo fisica di orientarsi al lavoro magari nel loro territorio, se aiutati, se facilitati in questo. Quindi i veri profughi sono una minoranza assoluta. I naufraghi poi, che sono i migranti o profughi da definire, che vengono trovati in mare, spesso si buttano in mare o sono portati in mare da dei criminali, sì, io non volevo dirlo, ma è anche più grave, è un'indecenza che il mondo guarda con indifferenza, che speculano sulla loro sorte, che mettono a repentaglio anche la vita di queste persone, i quali partono o li fanno partire o organizzano le partenze per portarli a un certo punto del mare dove sanno che troveranno delle navi. Io non so chi le finanzi queste navi, sarebbe anche interessante capire chi finanzia queste navi che hanno anche nomi altisonanti, Humanity, che hanno nomi che sembrano motivati da nobili ragioni, e probabilmente ci sono le nobili ragioni, ma c'è qualcuno che finanzia questo, e allora chi li finanzia dovrebbe anche preoccuparsi di stabilire cosa fare una volta recuperato. Guardate, non è una questione di puro diritto, è una questione politica e umanitaria al tempo stesso. Il diritto è marginalmente coinvolto, il diritto internazionale distingue tra i migranti economici, i profughi, distingue le varie situazioni. Poi qualcuno, ho sentito oggi, senza conoscere nulla, conclude dicendo che in ogni caso la nave doveva attraccare. Non è così. Non è così, ripeto, non siamo in un seminario giuridico internazionale, ma non è così. È facile dire questo. E poi a me, e voglio essere breve come ci ha invitato lei, pare che bisogna stare lontani dalla speculazione politica su questi casi. Mi dispiace per l'onorevole Fassino, che io ho anche apprezzato in passato in alcune sue espressioni politiche, è stato anche ministro con buona volontà, ma è un parlamentare veneto catapultato nel Veneto che ha fatto una polemica secondo me povera con la signora Zaccariotti, Fratelli d'Italia, e questo serve soltanto a creare, mi perdoni l'espressione, non è irriverente, un po' di gazzarra, un po' di speculazione politica. Bisogna essere concreti. La politica deve guardare la realtà con gli occhi non velati, con responsabilità, e soprattutto coinvolgere l'Europa e l'ONU, perché altrimenti non ne veniamo fuori. Allora,